come difendi? Dai, 5, 4, un passaggio. Stop. Allora, attenzione, se non è che dovete uscire, scusate, noi siamo in rosso, siamo in difesa, vieni qua, io sono rosso, prendo il rimbalzo, passo la palla, tu tiri, si può fare, ok? Non è che dobbiamo uscire sul cambio possesso, chiaro? Adesso tu sei uscito delle fuori. Pronti rossi? Rimessa laterale, Nicola fuori, veloce, lui è libero, bianchi, via, dai, top. Adesso per esempio questa è una squadra che tende a passarsi la palla, secondo me anche troppo rispetto alla normalità, per dire uno a 14 anni passo la palla, ci penso neanche, vado a tirare io, poi dopo cerco di equilibrare l'egoismo di uno che giustamente vuol fare canestro perché c'è la telecamera, c'è il giornalista, c'è la mamma, c'è la zia, c'è il procuratore ormai, tutto quanto, piuttosto che passare la palla. Ok? O se avete dello spazio sulle scelte difensive dovete punire, non dovete passare la palla, via! Bene, dai che è buono! Dai, forza! È buono! Giusto! Veloce! Dai bianchi! Come difende? Brutta roba, vai! Rossi, veloce! Vai! Forza! Bravi! Ok, rimessa dei rossi e uno esce dal campo. Stop! Chi doveva ricevere secondo te? Stefano? Chi doveva ricevere? Adesso lui per esempio poteva ingannare qualcuno, ma lui non si è accorto che Michele era libero, cioè ha tirato ma non si è accorto di questa differenza, non l'ha fatta sbagliata, però io mi sono accorto che lui non si è accorto che doveva ricevere Michele, che era in vantaggio, dovevi fare finta di passare la palla, Nicolò che era comunque abbastanza competitivo probabilmente faceva un passettino indietro e tu ti prendevi lo spazio libero, ok? Tu sai che Simone vai fuori, sì, fuori da te. La vedi questa situazione qua? La vedi? È in vantaggio o no? Allora non possiamo lasciarla perdere questa situazione. Rimessa bianca, via, vai veloce! Chi esce? Dai, su! Dai. Passaggio. È buono il gioco. Dai, balzo. È buono, su. Veloce, su. Dai, Rossi, passaggio, tabellone. Non c'è, tiro, giusto. Dai, veloce. È buona, Gioca. Bene. Passaggio, vai. Stop. Palla là. Allora, attenzione, adesso obbligatorio. Ogni ricezione dovete palleggiare, almeno un palleggio. E intanto che palleggiate, provate a capire cosa bisogna fare, se c'è spazio o non spazio per la penetrazione. Hai ricevuto, via! Vai! Stop! Come difesa? Lontano. Qui. Palla. Lontano. Quindi dovresti tirare. Però sei costretto a palleggiare, quindi provi a palleggiare, hai questo spazio qua per prendere velocità e provare a batterlo comunque. Prova, vai, ribalzo, tiro, bravi, cos'è? Cambio, benissimo, fa niente, cambio, ok? Allora andiamo avanti, metti giù, altri 4 lì, vabbè, 2 giocano uguali, allora, bene, allora attenzione, adesso se i bianchi prendono il rimbalzo o recuperano la palla, non tirano più in questo canestro ma vanno dall'altra parte, ok? Quindi prendete a manetta dall'altra parte, fate
benissimo, rimessa laterale, ci sarà il vostro avversario che esce dal campo e proviamo a giocare per un attimo 4-8-3. Rossi, se voi fate canestro, funziona uguale, fate la rimessa laterale, andiamo avanti e dovete fare due. Via! Palleggio, e ancora attaccare. Vai, se non c'è passo la palla. Via! Bravo! Bravo! Va bene, ci sta. Dai! Tiro! Rimessa laterale ai Rossi, veloce! Chi è libero? Chi è libero? Chi è libero? Niente, canestro, via! Rimessa laterale dei bianchi, veloce! Veloce, veloce, veloce! Chi esce dal campo? Stop! Fuori dal campo! Aspetta, palla lì a Claudio. Via! Stop! Corre con la Claudio. Errore. Errore. Cosa gli faresti? Cosa gli faresti, Andrea? La passeresti ancora a lui? A chi? A Davide. Quindi avevi anche un po' di tempo, perché adesso giustamente Luca, che già abbiamo già capito che è il più furbo di tutti, dice perché lo fa segnare Claudio. Giustamente va ad aiutare e quindi tu devi essere più furbo di lui e cerchi di capire. E Davide devi cercare di capire qual è lo spazio migliore. Via! È buona, gioca, è buona. Canestro di là, via Rossi, entra dentro nel campo. Dai. Giusto? Dai. Forza. Va bene. Canestro. È buona. Contropiede, corre. Corri, intanto guarda. Chi è libero? Ok. Dai, veloce. Tiro, giusto. Vai. Canestro. Quanto siamo? 1-0 per bianchi, giusto? 1-0. Vai! Ribalza. Su, contropiede ancora dei bianchi. Corri, intanto scendi, corri! Vai! Giusto! Ribalza. Eccola, via! Corri! Dai, Rossi! Prova a battere! Gioca, è buona! È libero! Prova a battere! Dai, vieni! Veloce! Contropiede ancora dei bianchi, via! Guarda sei già libero, se no vai! Su! Via! Andiamo! Coraggio! Quello è libero! Veloce! Vai! Ribalza! Contropiede! Via di nuovo! Giusto! Scendi Luca! Stop! Bene! Bravi! Oh, questo è allenamento, mettetevi intanto organizzati per rimettere il posto. Questo è allenamento. Alla fine si allenano, fanno delle cose, fanno anche tante cose sbagliate, va bene? Però ragazzi, se avete 2 allenamenti, avete 3 allenamenti, è vero, devo insegnare la tecnica, ci sarà magari l'allenamento in cui reputo che sia arrivato il momento di insegnare quella parte della tecnica, perché se no andiamo avanti. In questo caso magari con la sinistra, ok? Però non è che posso fare 2 allenamenti facendo teoria dell'allenamento. Ma si allenano, si giocano, si sbattono, provano e intanto sperimentano, ok? Riproviamo, tutto campo, vediamo cosa succede. Chi la passo esce dal campo, il difensore esce dal campo, via! Qual è rimessa? Sbagliato io. No, anzi no, giusto, facciamolo così, allora, se ti passo la palla il tuo difensore esce, tu puoi andare, pronto, Stefano? Via! Vai! Su! Rimessa dei Rossi, veloce! Rimessa dei Rossi! Chi esce dal campo? Chi è libero? Contropiede dei bianchi, lancio! Dai, veloce! Dai! Dai, via! Veloce! Tiro! Andiamo, corri! Prova, bravissimo!
ti passo la palla, il difensore esce, l'attaccante può partire, via! Bravo! Rimessa di bianchi! Corri veloce! Chi è libero? Chi è libero? Stop! Era libero? Era un po' libero, un po' no. Perché? Perché lui comunque sta a metà strada. Quindi difficile questo. Vai fuori, che è il difensore? Ero fuori, vieni qua, vieni qua. Via di lui, via, ce l'avate? Vai là. Vieni un passo indietro. Ok. Adesso è giusto che tiri lui perché è un po' libero, però lui comunque è un po' a metà strada. Se ti avvicini 2 passi, cosa fa lui? Magari lui viene e riesci a passare la palla. Ok? Pronti? Proviamo. No, palla. Tu recuperi, Tu stai pronto, Stefano? La passo a lui e lui uguale. Pronto? Vai! Veloce! Adesso per esempio, lui tutto sommato l'ha fatta giusta, cioè la scelta era giusta. Anche qua l'esecuzione faceva schifo. Benissimo, si poteva fare meglio. Ok, si poteva fare meglio. Pronti? Matteo, che è quello là? In attacco, vai via nell'angolo. Sono i bianchi in attacco, Ok, pronto Stefano? Stai in mezzo, perché la posso passare sia a lui che a lui. Pronto? Via! Guarda, stop, ancora. Stefano, se la passo a lui devi difendere tu, Pronto? Girati da sinistra. Adesso se la passo a lui corre di là, se la passo a lui corre di là. Pronto? Vai! Bravi! Due, ok. Ultimo, dai, cambio, bravi. Troppo avvantaggiato. Adesso, secondo me, mettiti a posto. Dai, Nicolò, attacca tu di nuovo. Fischia, se c'è la possibilità di attaccare, non può attaccare. Adesso, la prima parte, cioè la prima parte dell'allenamento, 5 minuti finito, gli ho dato del vantaggio. Okay, per cui li ho avvantaggiati leggermente. Adesso con loro sarei molto indeciso di fare questo esercizio che comunque faccio per farvi vedere, perché loro comunque tendono a passarsi la palla un po' troppo, secondo me. Però adesso facciamo così, giochiamo 4 contro 4. Obbligatoriamente dovete passarvi tutti la palla, a meno che, e poi potete tirare, a meno che Luca mi anticipi così forte che Lorenzo mi passa la palla, là. No, aspetta, fermo lì, Flavio difendi, mi passa la palla, passa, no, mi passa la palla, no, mi passa la palla, no, 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 ragione con la tua testa, è più semplice di quello che pensi. Fermo lì. Metti le braccia. Sei pronto? Cioè, hai ragionato? Ragiona un attimo, come ti conviene passare? Metti fuori le braccia. Pronto? No. 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 Luca, vai lì, la posto su. No, bravo. Torna indietro, scusa. Fallo. Giusto, con la mano sinistra. Ok, allora 4 contro 4. Se Luca mi anticipa che mi passa la palla, posso tirare anche se non ho fatto tutti i passaggi, se sono in backdoor. Se invece il passaggio è perimetrale, non potete tirare. Chiaro per tutti, Rossi, se la prendete contropiede a manetta si fa l'esercizio di prima, si tira e rimessa laterale. Via! Vai! Veloce! Canestro, via! Canestro! Dai! Canestro! Dai Nicolò! Dai! Rimessa laterale, 1-0. Chi è
per vincere chi è? No, Nicolò, dove sei? Stop. Bene, bravi. Allora, sulla riga metà campo tutti, siccome le ristrettezze economiche ci impongono pochi premi, ho solo 3 premi da darvi su 12, quindi chi vince, gli altri hanno perso, ok? Adesso state sulla riga di metà campo, gli scansati mano dietro la schiena, quando faccio rimbalzare la palla saltate, chi sbaglia, chi lo fa lento e chi lo fa per ultimo è eliminato, quindi quando la palla rimbalza saltate in alto, fate un salto, pronti? Via! Lunga e saltate. Ragazzi, quando rimbalza, via! E mani dietro la schiena. Se ti passo la palla la devi prendere, però se faccio finta di passarti la palla sta anche le mani sei. Pronti? Saltate, giovani. Bravo. Che salti fa? Stefano eliminato, più sicuro. Andrea eliminato. Edo eliminato. Flavio eliminato. Simone, bravo. Michele. Finale a 4, no 5. Ho palleggiato. Simone, prendi la palla. Giù. Michele, vieni qua Michele, finale a 4, ragazzi, l'ultimo poi. Pronti? Salto. Palla. Salto. Finale a 3, 1. 2. Bravo, Nicolò. Bravissimo. Finale, Nicolò, potresti vincere tu, Lorenzi però. Sedetevi là. Allora, grazie ai ragazzi. Io ho finito, solo il tempo di dirvi che alla fine noi abbiamo un grande vantaggio, che insegniamo una cosa che loro hanno, abbiamo anche noi ovviamente, però dobbiamo in qualche maniera riuscire a dare quello che loro hanno bisogno e ci chiedono. Spesso ci capita ogni tanto di essere un po' troppo, di andare troppo in certe direzioni, troppa tecnica, troppo magari gioco, troppo analitico, troppo scherzoso, troppo serio. Ovviamente tutte queste troppo vanno bene. È chiaro che poi l'equilibrio ci vuole, però anche nel momento in cui riusciamo a raggiungere quell'equilibrio, questi ragazzi qua ce ne saranno riconosciuti, per sempre, e quindi è una bella cosa. Quindi la nostra passione riesce in qualche maniera a far crescere la loro passione e di conseguenza il modo di migliore poi per poter progredire e diventare, oltre che dei giocatori, anche degli uomini, e nel basket femminile ovviamente delle donne. Vi ringrazio. Io grazie di stasera va al Basket Chiari che ha organizzato in collaborazione con noi questo evento, ma che soprattutto festeggia 40 anni. 40 anni di attività, sapete benissimo che sono tanti. Cominciare ogni anno a fare attività non è una cosa semplice, soprattutto nelle ultime annate, dove le difficoltà economiche sono davvero
davvero molto evidente. Quindi il grazie mio e della pallacanestro bresciana va appunto al basket Chiari degli amici di un tempo, Duiella, di Piceni, di Lucio Boffi, che ho rivisto questa sera dopo tanti anni in splendida forma, e quindi è l'eccellenza della nostra pallacanestro, perché ripeto, portare avanti la nostra disciplina sportiva per così tanti anni è sicuramente un segno di grandezza. Grazie a tutti voi. Dicevo allora che, come nominava lui, ho visto e saluto con piacere tante persone che su questo campo sono passati, sia come giocatore che come coach, e un grazie, lo diceva lui. Lucio Boffi un po' per spirito familiare, grazie per quello che ha fatto per il basket, per aver fondato questa società. Volevo presentare a questo punto l'attuale presidente del basket Chiari, e invito quindi a raggiungermi il signor Vittorio Piceni, attuale presidente, e insieme a lui invito al campo l'assessore allo sport del comune di Chiari, Roberto Campodoglio. Stefano, per cortesia, è già pronto. Allora, ricordo che questa serata premieremo Andrea Schiavi e Sergio Scariolo. Non ricordo che sono dei libri che ripropongono la vita carenze, il cardinetto della società Basket Chiari, e quindi chiedo a Stefano se per cortesia mi porta. Perfetto. Roberto Campodoglio, assessore del Comune di Chiari, premia Andrea Schiavi. E il secondo intervento della serata non ha bisogno di presentazione, è vero. Campione d'Italia 89-90 a Pesaro, campione con Real Madrid nel 99-2000, a Malaga nel 2005-2006, quindi un titolo d'Italia in Spagna, e 2 volte campione europeo con la Spagna, 2009-2011, Sergio Scariolo. Benvenuto, c'è stato l'invito, il presidente Vittorio Piceni premia Sergio Scariolo. A questo punto io lascio la parola a coach Scariolo per il secondo intervento della serata. Innanzitutto rubiamo la parola. Grazie innanzitutto per aver accettato. Grazie a voi di essere venuto a Chiari. So che essere qui. Come? È un ritorno. Sì, tanti anni fa, però insomma, si torna volentieri. Poi ho anche qualche amico originario di qui che non vive più qui, quindi Strada ben passata, dalla nostra da qui, tanti trionfi, tutti meritati, quindi è un applauso che si merita. Io prima di dare parola per il tuo intervento, do parola per Mario per la presentazione di questa seconda parte dell'incontro di questa sera. Noi probabilmente ci incontreremo, spero di vedervi i nostri ospiti nelle future programmazioni che Basket Chiari ha in essere per la festa dei 40 anni. Poi Stefano sarà più preciso, comunicheremo con vari comunicati stampa su quello che avverrà agli anni per festeggiare i 40 anni del Basket Chiari. Grazie e buonasera. Lo conoscete tutti, il collega mi ha fatto l'elenco di tutte le vittorie. Quello che vogliamo puntualizzare, l'avete anche capito, abbiamo un bresciano di nascita che ci intratterà stasera sul tema l'uso degli spazi attaccando il post basso. Vi ringrazio nuovamente dell'attenzione, buon lavoro a voi e a Coach Scariolo. grazie.
al nocciolo della questione. Veramente quando mi hanno chiesto di fare, questo è l'unico diciamo, clinic che farò durante l'anno, perché il ritmo è abbastanza convulso, però proprio il fatto che mi sia arrivato dalla mia provincia è stato un motivo che mi ha fatto decidere di esserci, e spero che possiamo passare un po' di tempo piacevole assieme, soprattutto scambiandoci esperienze, che io credo essenzialmente nel fatto che l'unica cosa che posso fare è raccontarvi quello che ho fatto con le mie squadre e con i miei giocatori. Non è che si tratta di mettere della teoria piuttosto che niente che non sia sperimentato, addirittura che potete vedere direttamente con le mie squadre. È chiaro che sempre ti metti il problema del pensare un po' che livello allenano, no? Le persone che ascoltano i tuoi clinic. D'altro canto io mi ricordo quando andavo molto frequentemente, e le poche volte che riesco ancora ad assistere a una lezione tecnica in un clinic, quello che assolutamente volevo non era che lui si mettesse nei miei panni, perché non ci sarebbe riuscito, perché io so quante ore ho, che tipo di giocatori ho, che livello di giocatori ho. Quello sarà un lavoro che faccio io, capire quanto di quello che il relatore dice può venire bene, cosa devo modificare. Quello che io pretendevo, chiedevo, era che lui dicesse quello che lui fa, cioè quello su cui lavora, e che mi parlasse di quello che mi fa con i suoi giocatori, anche perché non tutto quello che uno ascolta poi ovviamente non solo è condivisibile ma è anche riproducibile. L'importante però è che il nostro livello di cultura di pallacanestro cresca. Io onestamente devo concludere ritornando in Italia che il livello talmente tanto alto il numero di esperti, di scienziati, di geni della pallacanestro, che ogni giorno ti dicono come si deve fare, come si dovrebbe, quindi suppongo che il livello della pallacanestro di tutti noi sia molto alto. A volte mi chiedo e che cazzo hanno fatto tutti questi anni per arrivare ad avere la pallacanestro nostra italiana in un livello tanto basso adesso. Magari quell'energia, quella cultura, quella conoscenza potrebbe essere messa a miglior uso facendo qualcosa per impedire che ci troviamo adesso ad un livello veramente preoccupante nel nostro sport. Però per fortuna una delle cose sulle quali viceversa mi sembra che la pallacanestro ancora si difenda sia proprio l'aspetto del campo, proprio del campo inteso come noi che lavoriamo in campo, i nostri giocatori. Il discorso di oggi coinvolge però un qualcosa che secondo me può realmente essere applicabile, diciamo in buona parte a tutti i livelli, nel senso che capire come collaborare in campo, capire come usare gli spazi, capire come si gioca assieme al pallacanestro, partendo da un punto di partenza che è oggi che la palla è nel post basso, però può essere qualunque punto di partenza. Credo che sia un fatto comunque decisivo nella formazione dei giocatori. Io credo molto nel fatto che i giocatori debbano sapere come situarsi nel campo, come leggere le situazioni che si producono e come reagire a queste situazioni, più che essere addestrati alla ripetizione meccanica di movimenti, soprattutto quando entriamo nel discorso del gioco 5 contro 5, del gioco comunque collettivo. Poi ovviamente nella parte dell'addestramento nei fondamentali la ripetizione è molto importante. Qui sinceramente credo molto più nell'aspetto comprensione, nell'aspetto lettura. Tutti conosciamo benissimo l'importanza dell'1 contro 1 nella pallacanestro di oggi. Io credo che tutti si siano resi conto che man mano è cresciuta l'efficacia della difesa, sia per lo sviluppo fisico dei giocatori, sia per lo sviluppo tattico degli allenatori. Avere giocatori capaci di crearsi un tiro, come è nostra abitudine dire, gente che non ha bisogno che tutta la squadra debba fare dei salti mortali per permettergli di fare un tiro, perché sono loro capaci di creare una situazione di vantaggio con una palla
in una posizione determinata del campo è mano al cielo. Quando ne abbiamo uno siamo fortunati, quando ne abbiamo due siamo molto fortunati, già quando ne abbiamo tre magari possiamo cominciare, come succede a noi nella nostra squadra, un po' a ingolfarci, e quando ne abbiamo 4 o 5 poi ci ingolfiamo del tutto, come ci succede spesso, perché poi la gente che è abituata o desiderosa di creare con la palla in mano, che ha bisogno di tenerla, che ha bisogno di palleggiarla, che ha bisogno che non gioca tanto senza palla, eccetera, effettivamente può creare a quel punto la complicazione. Però non c'è dubbio che il punto di partenza di avere gente capace di giocare uno contro uno, fuori o dentro, come sarà il caso della nostra chiacchierata stasera, senz'altro è un grande vantaggio. Tra l'altro, nella pallacanestro di oggi giocare uno contro uno raramente vuol dire prendere, palleggiare e andare a fare un canestro da sotto. Ripeto, lo sviluppo della difesa fisico e tecnico fa sì che nella maggior parte dei casi la capacità di giocare bene uno contro uno porta a creare scompiglio nella difesa avversaria, a creare il fatto che un giocatore solo non riesca a fermare il nostro giocatore forte uno contro uno, debba intervenire un altro, magari tutta la squadra debba orientarsi in una maniera speciale per fermare quello contro uno, e da lì si innesta appunto la capacità di riconoscere che reazione difensiva ha portato l'avversario e di reagire correttamente. Tra l'altro la nuova forma dell'area, in effetti statisticamente è stato dimostrato che la nuova forma dell'area ha aumentato le situazioni di post basso rispetto a qualche anno fa. Sicuramente c'è, per esempio fino all'anno scorso abbiamo fatto una valutazione a livello di squadre nazionali nelle manifestazioni internazionali alle quali ho partecipato, cioè Olimpiadi, europei e mondiali, c'è stato un aumento quasi del 30%, il numero delle volte nelle quali la palla è andata lì rispetto a prima, diciamo quando c'era l'area ancora col trapezio, che è una quantità molto importante. Poi lascia stare che poi ci sia stato un tiro, la palla sia uscita, abbiamo fatto altre cose. Oggi come oggi nella pallacanestro, qui magari faccio un riferimento alla pallacanestro, diciamo, nella quale lavoro io in questo momento. Nella pallacanestro moderna è molto difficile trovare un lungo capace veramente di essere efficace, spalla e canestro, un po' spasso, contro i difensori di stessa stazza che giocano oggi. Se vedete, la maggior parte dei lunghi che giocano a pallacanestro sono tutti lunghi finti, giocatori sotto taglia, magari fisicamente forti, che ovviamente quando trovano avversari di stazza superiore già non possono giocare a pallacanestro perché ci si schiantano contro. Quindi diciamo, la gamma di giocatori realmente ai quali ci fidiamo oggi come oggi di dare la palla a pallacanestro si riduce abbastanza. Ci sono molto pochi giocatori veri lunghi che giocano a pallacanestro con efficacia, cioè che hanno la stazza e l'abilità per giocare a